autorità lionistiche, amiche ed amici Lions, gentili ospiti, buonasera e benvenuti. Sono Sonia Siracusa, cerimoniere del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Vi invito ad alzarvi in piedi per l'ascolto degli inni, coreano in onore del nostro presidente internazionale, europeo e italiano. Al termine dell'esecuzione degli inni vi chiedo di rimanere ancora in piedi per la lettura degli scopi del Lions Club International. Scopi del Lions Club International: organizzare, costituire e sovrintendere i clubs di servizio denominati Lions Clubs, coordinare le attività e omogeneizzare l'amministrazione dei Lions Clubs, creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, promuovere i principi del buon governo e della buona cittadinanza, essere parte attiva del benessere civico, culturale, sociale e morale della comunità. Unire i clubs con vincoli di amicizia, socievolezza e comprensione reciproca. Fornire un luogo per aperti dibattiti su qualsiasi tema di interesse pubblico, con l'eccezione della politica di parte e del settarismo religioso. Incoraggiare le persone disposte al servizio a servire le loro comunità senza personale vantaggio economico. Incoraggiarne l'efficienza e promuovere alti livelli etici nel commercio, nell'industria, nelle attività pubbliche e nell'impegno privato. Potete accomodarvi. L'evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid-19. Il tema della serata sarà Valorizzazioni grani antichi siciliani, mito, attualità e futuro, con la partecipazione dei relatori, la dottoressa Valentina Caminneci, archeologa, il dottor Alfio Spina, ricercatore CREA,
la dottoressa Serena Castronovo, nutrizionista e dietista, e il dottor Calogero Laimo Di Loro, agronomo. Sono altresì presenti, e li salutiamo, accomunandoli in un unico applauso finale al termine della loro presentazione, i signori: il cavaliere Emanuele Farrugia, presidente Lions Zona 26, il professor Francesco Pira, vicepresidente nazionale Sosans Lions, primo vicepresidente eletto Club Valle dei Templi, il dottor Marco Maggio, segretario 10ª circoscrizione, dottor Carmelo Vitello, delegato dal governatore per la Sicilia occidentale per gli screening sanitari, professoressa Anna Sfaracino, responsabile Lions Area Scuola, dottor Calogero Patanella, presidente Lions Club Zolfare, dottoressa Maria Giovanna Mangione, presidente dell'Ordine degli Agronomi, il ragionier Antonino Graceffo, segretario Club Zolfare, dottor Carlo Taibi, titolare dell'azienda Antichi Grani Sicani. Agli officer distrettuali, a tutti i Melvin Jones Foundation presenti e a tutti gli officer del club porgo il mio più cordiale saluto di benvenuto. Invia un indirizzo di saluto il governatore eletto del distretto 108 YB Sicilia, dottor Francesco Girillo. Carissima Mariella, ti ringrazio per il gradito invito, ma coincidenti impegni già assunti mi impediscono di partecipare alla vostra cerimonia. Nel complimentarvi con il tuo club per l'interessante argomento scelto, peraltro di estrema attualità, ho il piacere di farti giungere unitamente a tutti i soci i miei più affettuosi saluti, con l'augurio di poterci incontrare al più presto. Franco Cirillo. Interviene per un indirizzo di saluto il presidente di Zona 26, cavaliere Emanuele Farrugia. No. Introduce il presidente del club Valle dei Templi, Mariella Antinoro. Buonasera a tutti e benvenuti. È una grande emozione ritrovarsi, potersi guardare negli occhi dopo tanto tempo, dopo tanti mesi, in questo meraviglioso angolo di paradiso. La pandemia ha relegato tutto il mondo, ci ha relegato in una dimensione sospesa, però il nostro club, assieme a tutti i club della Sicilia e di tutto il mondo, non si sono arresi, non ci siamo fermati. Abbiamo continuato imperterriti il nostro servizio, appoggiando istituzioni, appoggiando parrocchie, fari di luce, e quando abbiamo potuto abbiamo indossato i nostri giubbotti gialli e siamo scesi anche nelle piazze. Non ci siamo fermati, abbiamo cercato di rispondere a tutte quelle richieste che sono arrivate dalla nostra comunità, dalle comunità vicine e anche da comunità lontane, ma non abbiamo perso un grande obiettivo, l'obiettivo che ci ha messo nelle mani il nostro governatore di questo anno sociale e dell'anno che ci ha preceduto: eliminare differenze che dividono e creano disuguaglianze, creando delle diversità che uniscono e che arricchiscono la nostra comunità, le nostre comunità. Ed è per questo che quando noi abbiamo iniziato questo nostro percorso lionistico abbiamo voluto donare un cursore tattile il primo anno alla valle, ai piedi del Dioscuri, per poter permettere ai non vedenti, agli ipovedenti, di poter assaporare le bellezze del Tempio del Dioscuri. E quest'anno, all'inizio di questo anno sociale, abbiamo voluto fortemente, tutti i componenti del club, donare un cursore tattile, sempre per non vedenti, al meraviglioso giardino della Colimpetra. Devo dire grazie per questo alla collaborazione del presidente dell'Unione Italiana Ciechi, che è delegato pure per i rapporti con il distretto Sicilia, il dottore Giuseppe Vitello, che è anche socio Lions ed è stato pure presidente. E un grazie di cuore devo dire al dottore Sciarratta, all'architetto Sciarratta, che ci ha aperto le porte della valle, ci siamo sentiti un po' a casa nostra, e anche al dottore Lopilato per quanto riguarda la parte di questo anno con la donazione del cursore. Abbiamo vissuto l'emozione in tutti e due gli anni di veder leggere questa
questa piantina che abbiamo regalato, davanti a noi ci sono stati dei ragazzi. Questo secondo anno ha portato il ragazzo, il nostro Giuseppe Vitello, che ha avuto poi, queste foto hanno avuto un grande successo anche fuori e nel distretto sono state molto apprezzate. Abbiamo avuto l'onore, il piacere di aprire la valle e siamo alla fine di questa tappa, perché il nostro percorso lionistico è formato di tappe, e siamo alla fine di questa tappa di questo anno lionistico e noi abbiamo voluto con il cuore chiudere alla valle, non ci siamo voluti distaccare. Stasera, attraverso la narrazione dei grani antichi siciliani, i relatori tracceranno un itinerario tra passato, presente e futuro, attraverseranno anche il mito, sottolineando quali sono le necessità del riequilibrio degli ecosistemi. A questo service, devo dire, hanno collaborato, e non poco, perché dietro ad ogni service, noi tutti Lions sappiamo che c'è un grande lavoro. Hanno collaborato il dottor Alaimo Di Loro, Lillo Alaimo Di Loro, con il quale ho condiviso anche una tappa lavorativa molti anni fa, che è funzionario di Villa Aurea. Hanno collaborato la carissima dottoressa Rossana Danile, che coordinerà i lavori stasera, e dei nostri, devo dire che hanno lavorato tantissimo. Oggi ha faticato tanto il nostro censore Lea Gebbia, la nostra tesoriera Antonia Russello, che non si è mai allontanata dal servizio, pur stando lontano ha continuato a lavorare anche a distanza, e la nostra Sonia Siracusa, perfetta cerimoniera. Devo dire un grazie anche ad Arturo, che stasera immortalerà questi momenti. Un grazie devo dire al presidente di zona Emanuele Farrugia, che è presente sempre, accompagnato come presidente di zona. Devo dire che mi ha accompagnata, ci ha accompagnati in questo lungo anno in salita, anche nei webinar, perché noi il lavoro, parte del lavoro l'abbiamo svolto dietro ad uno schermo di un computer, però il nostro orgoglio è che abbiamo affrontato dei temi di grande attualità. Abbiamo eliminato il nostro programma, lo abbiamo accantonato, abbiamo risposto anche a queste richieste di aiuto. Ci è stato richiesto con il cuore di affrontare l'autismo, l'affido, la donazione degli organi. Siamo entrati anche nei comuni per questo, per convincere i funzionari ad accogliere l'utente, per poter far dire sì, per poter far accettare la donazione degli organi. Grazie anche al professor Francesco Pira, sociologo, docente universitario, vicepresidente nazionale SOSAN Lions. Il SOSAN si occupa delle persone disagiate, possiamo dire che è una costola del Lions Club International, Francesco. Grazie ai gentilissimi qualificati relatori, ai presidenti della zona 26, Giovanni Celauro e Calogero Patanella. Siamo orgogliosi di avere collaborato, di essere stati tutti d'accordo in questa zona e di aver portato un anno in armonia e con serenità, e non è stato facile per i momenti che abbiamo vissuto. Un grazie di cuore devo dire al dottore Carmelo Vitello, delegato dal governatore per gli screening cardiologici, che ci ha accompagnato, devo dire, non solo questo anno. Devo dire un grazie personale, mi ha accompagnata come presidente, ha accompagnato tutto il club in questo biennio, in questa esperienza biennale. La responsabile, grazie per essere qua con noi, la responsabile dell'area scuola Anna Sparacino, sempre presente nei nostri eventi. Grazie Anna, perché quando vi collegavo nei webinar ti trovavo già là, e questo era anche un momento, devo dire, di conforto. Ringrazio il dottor Carlo Taibbi, titolare dell'azienda Antichi Grani Sicani, per la grande collaborazione per offrire stasera dei prodotti del territorio. Grazie per la partecipazione a Raimondo Collura, delegato di Antichi Grani Sicani, e al ristoratore Fabio Gulotta. Ringrazio le ditte che stasera ci offriranno i loro prodotti. Ci sono alcune ditte che offriranno dei prodotti, e questo si riserva al cerimoniere di ringraziare. Grazie di cuore a tutte le autorità lionistiche, agli officer, agli ospiti, agli amici,
a tutti i Lions e a tutti i presenti. Grazie di cuore per essere qua con noi stasera. È un momento importante per noi perché si chiude una grande fase, una fase che è stata in estrema salita. Vi auguro una buona e serena continuazione di serata. Grazie ancora e ridò la parola alla carissima Sonia, al cerimoniere. Grazie. Adesso coordina gli interventi la dottoressa Rossana Danile, manager culturale e progettista, da anni impegnata in progetti di promozione e sviluppo sostenibile dei territori locali. Sì, interviene adesso la dottoressa. Grazie Sonia, un saluto a tutti i presenti e un particolare ringraziamento alla Presidente del Club Valle dei Templi di Agrigento, al dottor Alaimo Di Loro che mi hanno coinvolta in questa interessante iniziativa lodevole per l'argomento che è di interesse collettivo. Soprattutto in questo tempo di pandemia ci ha resi tutti consapevoli che tutto è connesso, tutto è relazione, quindi adesso c'è la esigenza, urgenza direi, di rimettere ogni cosa al proprio posto e quindi il reimpianto, quindi parlare di grani antichi locali non è altro che raccontare la storia del reimpianto di un qualcosa che è tornato al proprio posto e nel momento in cui questo è avvenuto si è trasformato, è diventato opportunità. Scopriremo attraverso le relazioni che tutto questo è opportunità, relazionalità, è anche progresso ed è anche narrazione, perché attraverso il racconto dei grani scopriremo molte cose interessanti e che ci aiutano anche a raccontarci nel mondo. Quindi senza indugi e visto anche i tempi stretti passo la parola a Sonia che presenterà. Interviene la dottoressa Valentina Caminnegi, archeologa e direttrice degli scavi del Parco Archeologico Valle dei Templi. Tra storia e mito, importanza dei cereali per lo sviluppo della civiltà mediterranea. Il primo intervento ci porta nel periodo del Neolitico, un periodo in cui l'incontro di una materia prima, la pietra, e dell'ingegno dell'uomo ha dato vita a quello che oggi noi chiamiamo la filiera del grano, dell'agroalimentare. Prego. Grazie. Presidente, gentili autorità Lions, gentili soci, tutti gli intervenuti, grazie per questa interessantissima manifestazione, grazie per avermi coinvolto. Il nostro racconto inizia prima della storia, appunto inizia dal periodo neolitico, perché l'inizio della coltivazione dei cereali accompagna un momento fondamentale nella storia e nel progresso dell'uomo, e cioè la scelta della vita stanziale rispetto a quella nomade. La coltivazione dei cereali inizia cioè quando l'uomo comincia a costruire i primi villaggi e, come potete vedere dal disegno ricostruttivo, l'attività di molitura dei cereali è destinata a una donna, come avverrà in tutte le fasi storiche successive. C'è questo stretto legame tra la figura femminile e i cereali. Avanti. Passando al periodo greco, l'uso dei cereali è testimoniato sin dall'Odissea. Il pane viene servito durante appunto i conviti e i greci conoscono sostanzialmente tre cereali, il frumento, l'orzo e il miglio, che denominano con un solo nome sitos. Con questi cereali si preparano ovviamente il pane e anche delle focacce che si chiamano mazza, e avanti
diciamo, i cereali sono strettamente legati anche alla sfera mitologica e religiosa. In questa immagine potete vedere un quadretto votivo, un pinax, proveniente da Locri e Pizzefiri, che raffigura la coppia degli dei inferi, Hades, dio degli inferi, con la sposa Proserpina, come vedete che stringe in mano un mazzo di spighe. Le dee Demetra e Persefone sono diciamo le più venerate in Sicilia, e così appunto le definiva anche lo stesso Cicerone. Sono dee maestre, cioè sono le dee che insegnano all'uomo come coltivare i cereali. Ad esse infatti vengono dedicate delle feste, le tesmoforie, che significa proprio, la parola tesmoforia significa portatore di legge, e infatti secondo la tradizione sarebbe stata Demetra a iniziare l'uomo all'uso e alla coltivazione dei cereali, come pure all'uso delle nozze e alle leggi appunto che reggevano la città. Come possiamo vedere in questa immagine, tratta da uno splendido cratere rinvenuto nella nostra necropoli di età greca, la necropoli di Contrada Pezzino, le due dee Persefone e Demetra si stanno accomiatando da Trittolemo, che è il figlio del re di Eleusi, che è stato incaricato da Demetra di partire su questo carro sacro, come vedete trainato da serpenti, per diffondere tra gli uomini la scienza dell'agricoltura e la scienza della coltivazione dei cereali. Avanti. Passiamo ai Romani, che rispetto ai Greci, diciamo, conoscono abbastanza tardivamente l'uso alimentare del frumento, tant'è che sono grandi consumatori, come gli Etruschi, di farro, con il quale producono una sorta di polenta che si chiama pulse. Plinio il Vecchio chiama i Romani pultifagones, cioè mangiatori di polenta, e l'introduzione del pane di frumento è un'introduzione abbastanza tarda, agli inizi del secondo secolo a.C., quando viene introdotto anche un collegium, cioè un'associazione di artigiani panificatori, il collegium dei pistores. Avanti. Allora, in questa immagine possiamo vedere la ricostruzione di tutte le fasi della panificazione. Certo, l'invenzione del mulino, il mulino in pietra, composto sostanzialmente da due elementi, il catillus, che era quello girevole, e la meta, che è l'elemento fisso, sgrava molto soprattutto le donne, che erano quelle più, abbiamo visto, diciamo, deputate all'atto della molitura dei cereali, perché c'è la possibilità di ricorrere all'ausilio degli animali. Il pistor sostanzialmente segue tutte le fasi della panificazione, quindi dalla macinazione dei cereali poi all'impasto, quindi la focaccia o il pane viene infornato e quindi poi venduto al dettaglio. Nell'immagine di prima, scusate, io seguo diciamo un po' male perché non vedo bene le diapositive. Nell'immagine di prima si vedeva un pane trovato a Pompei, di forma circolare, suddivisa a spicchi, che è la forma consueta del pane romano. E i romani usavano anche bollare il pane che poi portavano alla vendita. Nella prossima diapositiva invece possiamo vedere sia la ricostruzione di un pistrinum, cioè di questa sorta di officina del pane dove appunto avvenivano tutte le fasi della panificazione,
con accanto anche la foto di un contesto archeologico rinvenuto a Pompei, e poi questo ritratto famosissimo da Pompei, e Paquius Proculus con la sua consorte, che sono appunto che è un fornaio che ha voluto immortalare se stesso per l'eternità e sua moglie, per ricordare a tutti quanti il suo successo. Certo, i fornai avevano un certo prestigio sociale a Roma. Ce lo dimostra la prossima, questa tomba del fornaio Eurisace, che tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. si fa costruire una tomba monumentale che poi verrà inglobata nella Porta Maggiore a Roma, nella quale rimane un fregio, la prossima, dove sono raffigurate tutte le fasi appunto della panificazione. Eurisace ha voluto raccontare al mondo, per sempre, anche ai posteri, le ragioni del suo successo. La cosa interessante, possiamo vedere nella seconda fila di rilievi, è raffigurata un prototipo di impastatrice. Ovviamente è un'impastatrice a mano, però è un particolare, devo dire, di grande interesse. Avanti. In questa immagine, è un mosaico da Ostia, sono raffigurati i mensores, cioè coloro che effettuavano le misurazioni del grano che veniva contenuto appunto nei modi, perché il commercio del grano era un affare molto serio a Roma ed era un affare molto importante. Innanzitutto dal punto di vista tributario esisteva un istituto fiscale che era l'annona, che consisteva appunto nella esazione di tributi in natura, cioè sostanzialmente di grano dai territori conquistati, che servivano per sfamare la plebe di Roma. La Sicilia gioca un ruolo fondamentale proprio in merito all'annona, e ha tant'è che Strabone chiama la Sicilia granaio di Roma, e anche Catone, Cicerone ricorderanno i meriti della Sicilia come nutrice della plebe di Roma. E la Sicilia manterrà questo ruolo primario, centrale, nei confronti di Roma fino al I secolo a.C., quando con la conquista dell'Egitto questo compito di sfamare la plebe di Roma se lo assumerà appunto l'Egitto. Nel IV secolo d.C. la Sicilia riprenderà appieno questo ruolo quando con la fondazione di Costantinopoli l'Egitto dovrà pensare a sfamare gli abitanti della seconda capitale dell'impero romano. Andiamo avanti. Qualche cenno di archeologia del pane ad Agrigentum. Le evidenze archeologiche riguardano il periodo romano. Sostanzialmente abbiamo la presenza di molti mulini nel nostro quartiere ellenistico romano. Avanti. E poi ancora è stato trovato appena 2 anni fa un ambiente in una delle domus dove sono conservati i resti di 3 fornetti che vengono ricostruiti avanti con la tipologia del fornetto a cupola. Si tratta della tipologia del tannur, che è un tipo di forno da pane che viene ancora utilizzato nei territori magrebini per la produzione del pane arabo. Sostanzialmente si mette la pasta sulle pareti roventi della cupola del forno e poi viene fuori questo pane molto sottile e croccante. Viene utilizzato anche adesso, sulle nostre tavole. Avanti. Vi parlo poi di alcune testimonianze molto interessanti. Sappiamo tutti come il pane e i giochi del circo siano in qualche modo legati indissolubilmente a Roma, perché il popolo aveva sostanzialmente questi due desideri: non avere fame e divertirsi negli spettacoli. Sono state trovate ad Agrigento delle matrici
che servivano alla produzione di pane e di dolci, che hanno delle raffigurazioni relative appunto agli spettacoli. In questa possiamo vedere la raffigurazione di un auriga vincitore. Vi ho messo accanto le immagini di riferimento e di confronto che ci hanno portato all'identificazione dell'immagine, e nella prossima invece possiamo vedere la raffigurazione invece di un gladiatore, di un gladiatore vittorioso. Nella prossima ancora potete vedere che come erano queste matrici, erano matrici discoidali oppure erano bivalve, cioè con due valve che poi venivano unite insieme, come questa sempre da Agrigento, che raffigura un leone mancante della testa, quindi si faceva un leone di pane sostanzialmente. Che cosa volessero, perché qui ad Agrigento si trovino queste matrici con queste scene legate agli spettacoli, non sappiamo. Certo ci piacerebbe che fosse un'allusione e una prova dell'esistenza ad Agrigento di un circo o di un anfiteatro, ma non abbiamo dati per poterlo affermare. Certo è che comunque sono immagini comunque legate alla vittoria, quindi alla felicitas, alla buona sorte, e quindi sono immagini beneauguranti. Avanti. L'ultima riflessione è legata al periodo medievale. Vi racconto uno scavo che ho fatto al Castello Luna di Sciacca. Il Castello Luna, costruita da Guglielmo Peralta nel 1380, lo scavo è stato fatto all'esterno e poi ereditato dalla famiglia Luna, ecco perché si chiama Castello Luna. All'esterno del castello è stato fatto lo scavo dell'immondezzaio, dove abbiamo trovato di tutto. Gioielli di tali per cucire, aghi, spilloni, ceramica, vetri, ossa, resti di cibo vari. E questo immondezzaio quindi è una vera manna per gli archeologi, per la come fonte di informazione. E la cosa interessante, sono state avanti le indagini paleobotaniche che ci hanno portato a fare una sezione microstratigrafica del riempimento dell'immondezzaio, e di questa indagine approfondita sono emerse alcune testimonianze interessanti, cioè la presenza associata di chicchi di orzo e chicchi di frumento, che corrisponde un po' a quello che sappiamo delle fonti sulla progressiva affermazione dell'uso del frumento nella produzione di pane. Si tratta di una prova importantissima dal punto di vista archeologico, che fa il paio con le testimonianze storiche che vedono Sciacca come caricatore granario, insieme d'altra parte anche ad Agrigento, Siculiana e Licata, e che illuminano sulle conoscenza del commercio granario nel Mediterraneo, in cui la costa agrigentina giocò un ruolo sicuramente fondamentale. Vi ringrazio. Grazie dottoressa Caminneggi, abbiamo scoperto che l'immondizia racconta di noi, quindi avremo tanto da ascoltare tra qualche anno. Interviene il dottor Alfio Spina, ricercatore CREA, i frumenti locali siciliani, caratteristiche qualitative e lavori di ricerca. Allora, il dottore Alfio Spina ci parlerà delle varietà dei frumenti e dell'importante lavoro di ricerca. E sappiamo, sicuramente abbiamo capito quanto è importante la ricerca e anche la sperimentazione per risolvere i problemi. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio intanto la cerimoniere, la presidente, la dottoressa Antinoro, tutte le autorità laionistiche e poi il collega e amico dottor Alaimo Di Loro, nonché la dottoressa Danile per avermi appunto qui oggi. Io vi parlerò appunto delle caratteristiche qualitative di questi frumenti e cosa dice la ricerca. Andiamo avanti. Allora, come vi ha detto poco fa l'archeologa, praticamente è il genere Triticum, che è la specie, è la pianta che più di tutte ha seguito l'uomo. Queste due specie, l'uomo e il frumento, o per meglio dire il Triticum,
si sono coevoluti assieme da 10.000 anni a questa parte, quindi c'è un legame indissolubile. Per quel che se ne possa dire, da 5-6 anni in America è partito un movimento contro il frumento, eccetera, eccetera. È un legame indissolubile e come tale deve rimanere. E abbiamo delle testimonianze, come sapete tutto partì dalla mezzaluna fertile, quindi dall'Iraq, dalla Palestina fino all'Egitto, e quella foto che abbiamo visto tutti nei libri di storia, vedete c'è il raccoglitore con la spigolatrice dietro che raccoglie le spighe che cadono a terra. Andiamo avanti. Ecco, vi presento il genere Triticum, vedete il primo cereale, il vero grano antico, cereale antico è il monococco, Triticum monococcum, subspecie monococcum, che è un diploide. Cioè, mentre che cosa significa? Noi abbiamo 46 cromosomi in assetto diploide, il frumento, diciamo, ne ha 14, quindi n uguale 7. Poi abbiamo i tetraploidi, e quindi abbiamo il frumento duro, quello che conosciamo oggi, Triticum turgidum subspecie durum, poi abbiamo il dicoccum che è il farro medio, e poi abbiamo il Turanicum o Corasan, il marchio commerciale Camut, giusto per intenderci, e alla fine abbiamo la subspecie Turgidum, che sono praticamente altri frumenti, ce ne abbiamo anche in Sicilia, adesso ve li presenterò dopo. Poi abbiamo i frumenti esaploidi, quindi hanno 7x6, 42 cromosomi, vedete com'è più complesso rispetto anche al genoma umano. Quindi sono frumenti difficili da studiare dal punto di vista genetico. Abbiamo il grano tenero, subspecie estivum, e il Triticum estivum, subspecie spelta, che è il farro grande cosiddetto. Vedete, mano a mano che aumenta la ploidia, aumentano il numero di geni, si passa da 50.000 a 100.000 a 150.000. Andiamo avanti. Ecco, la definizione, cosa sono questi grani antichi? In effetti il termine grani antico è un po' improprio, perché i veri grani antichi, i veri cereali antichi sono, come ha detto l'archeologa, la dottoressa, sono l'orzo e il farro, il monococco, quindi il farro piccolo. Oggi, ecco, sono stati definiti prima in questo libro del professore Benedettelli dell'Università di Firenze, e dice che sono quei frumenti che erano coltivati fino alla prima dell'avvento della rivoluzione industriale. Noi l'abbiamo definita assieme alla collega nel 2018, invece distinguendoli in landraces o popolazioni locali e varietà storiche, perché noi abbiamo in Sicilia sia le landraces, cioè le razze locali, che sono delle popolazioni, quindi eterogenee, sono ricchi di biotipi, e poi abbiamo le varietà storiche, cioè le varietà fatte da Strampelli, fatte da De Cillis e da altri genetisti che ci hanno preceduto. Andiamo avanti. Ecco, questa è la Sicilia dei grani antichi. Vedete, è divisa in 8 regioni agrarie, ogni zona agraria ha i suoi frumenti, le sue popolazioni. Qui siamo al confine fra la collina interna e la valle del Belice, vedete, troviamo anche la Girgentana in onore di Agrigento, ce ne sono tantissimi, sono una cinquantina i frumenti duri e 7-8 sono i frumenti teneri, quindi abbiamo una ricchezza di biodiversità molto ampia. Dovete sapere che l'Italia ha il 50% della biodiversità europea e la Sicilia ha il 50% della biodiversità italiana. Quindi noi siamo la regione con una maggiore ricchezza in biodiversità in generale, ma soprattutto del genere Triticum. E di questo ne siamo orgogliosi. Andiamo avanti. Ecco, un cenno agli aspetti storici. Tutto cominciò agli inizi del 1900 con la nascita della Regia Stazione di Granicoltura di Catania Benito Mussolini, nome a caso, siamo appunto nell'epoca fascista, era in alto alla via Etnea, la via principale di Catania, a Tondo Gioieni, e il direttore di allora, il professore Ugo De Cillis, nel 1942 pubblicò questo libro, I frumenti siciliani, che è una vera e propria Bibbia sui grani antichi. La stazione di Granicoltura di Caltagirone dopo lo ripubblicò nel 2004, fece una ristampa nel 2004, e da qualche anno, hanno ripubblicato un nuovo testo, I grani antichi siciliani,
che io ho avuto l'onore di presentare e di recensire appunto in varie occasioni. Andiamo avanti. A livello nazionale c'era Nazareno Strampelli, che è, diciamo, uno sconosciuto, certo poi divenne senatore del governo fascista, quindi è caduto nel dimenticatoio. Peccato, perché il mondo ci invidia quest'uomo ha fatto la rivoluzione verde, cioè nella sua tomba a Rieti c'è scritto: dove cresceva una spiga ne ha fatto crescere due. Significa che sfamò il mondo, cioè grazie a questo signore qui, diciamo, tanti popoli che morivano di fame hanno risolto il problema. E questa è la varietà. Lui produsse soprattutto frumenti teneri, ma lavorò anche sul frumento duro, tirò fuori questa varietà da una popolazione nordafricana, il Genà Retifà, il Cappelli, in onore del senatore Raffaele Cappelli, che a Foggia gli mise a disposizione terreni e logistica per sviluppare le sue prove in campo. È stato prodotto un CD-room dalla sezione di Sant'Angelo Lodigiano, e anche un film, diciamo, è stato prodotto un film su Nazareno Strampelli e il grano. Ma nel frattempo a livello mondiale ci fu Norman Ernest Borlaug, questo americano, che andò in Messico, fondò la fondazione Rockefeller e successivamente il CIMMYT, che sta per Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, quindi è la struttura internazionale più importante che studia il mais e i frumenti. E nel 1970 ricevette il premio Nobel per la pace. Per la pace perché lui praticamente partì dai frumenti di Strampelli, li utilizzò, li incrociò e ottenne nuove varietà, abbassò la taglia di questi frumenti, erano alti, questi frumenti producevano poco, lui praticamente aumentò la resa, abbassò la taglia e si meritò il premio Nobel, cioè non l'hanno potuto dare prima a Strampelli con un minimo di patriottismo, e l'hanno dato poi a questo signore qua, che nel 2010, diciamo, è venuto a mancare. Io mi trovavo lì perché ho fatto uno stage di 3 mesi in questa struttura, e in suo onore è stata eretta una statua in bronzo. Andiamo avanti. Ecco, queste sono le differenze fra le varietà locali olandesi e le varietà moderne. Vedete, hanno caratteristiche opposte. Mentre le olandesi hanno una base genetica molto ampia, come ho già detto, sono formate da biotipi, mentre le varietà moderne sono delle linee pure, cioè si parte proprio da un individuo e per linea pura si seleziona, quindi tutte le piante sono tutte uguali come tanti soldatini. Lì non è così, invece nelle popolazioni locali siciliane abbiamo quella più alta, quella più bassa, quella la resta scura, resta rossa, eccetera. E questa è una ricchezza, perché la diversità è una ricchezza, perché poi quando avviene il cambiamento climatico, il terreno è variabile, eccetera, eccetera, c'è l'altro che va meglio del vicino, e così via. Sono, diciamo, scarsamente precoci, sono molto più rustiche, quindi si adattano a diversi ambienti pedoclimatici, però producono poco. Queste popolazioni siciliane producono poco, questo lo dobbiamo dire. Per questo il pane, i prodotti, la pasta, eccetera, di grani antichi costa di più. È giustificato. Hanno una maggiore taglia, che significa una maggiore altezza, quindi si produce anche un sottoprodotto importante che è la paglia, e questo è importantissimo per la biodiversità, per la sostenibilità ambientale, perché grazie a questa taglia elevata questi frumenti non hanno bisogno di diserbo chimico, non hanno bisogno di concimazione azotata in copertura, quindi non hanno bisogno di input, e questo oggi è l'orientamento generale dell'UE, dell'Unione Europea. Non possiamo più continuare a inquinare, a spendere, a sperperare le risorse che poi, diciamo, sono limitate, quindi non possiamo, dobbiamo cambiare un po' orientamento. Vedete, hanno un contenuto proteico e in glutine più elevato delle moderne, a differenza di quello che si dice in giro, hanno meno glutine. Non è vero che hanno meno glutine. Queste popolazioni locali siciliane hanno più glutine, perché? Perché essendo circa l'80% del contenuto proteico, è chiaro che se hanno un elevato contenuto proteico hanno un elevato contenuto in glutine. È l'indice di glutine che è più basso. Ma cos'è l'indice di glutine? È un parametro qualitativo, è la qualità del glutine che è diversa, non la quantità.
e infatti hanno una minore forza e tenacità del glutine indicata dai parametri W alveografico e gluten index, cioè indice di glutine, e poi hanno delle proteine diverse, sia le gliadine che le glutenine sono diverse rispetto alle varietà moderne. Non entro nel merito dei tecnicismi eccetera. Le varietà moderne sono tutto l'opposto. Vedete in basso, ecco cosa è fatto. Fino al 1950 si coltivavano queste popolazioni locali, siciliane, pugliesi eccetera. Dagli anni 55-60 in poi si sono prodotte le prime varietà a taglia più bassa. Il KPIT 8 è stato prodotto a Catania incrociando il Cappelli, e IT per Cappelli si è ottenuto il KPIT. Questa fu la prima pietra miliare. KPIT 8 e Patrizio 6 sono state queste due le varietà, e poi a seguire Appulo, il Creso nel 74, Arcangelo e così via, fino ad arrivare al Simeto nell'84, che è tutt'oggi la seconda varietà più diffusa in Europa. Quindi, e tutte queste varietà sono state costituite in Sicilia. Quali sono i vantaggi nutrizionali e nutraceutici di questi grani antichi? Diciamo, intanto sono molto adatti alla produzione di prodotti tradizionali, di prodotti artigianali, e quindi non si prestano tanto bene ai prodotti industriali, che invece hanno bisogno di una materia prima standardizzata, di caratteristiche tecnologiche elevate. Non hanno queste performance i grani antichi. Sono maggiormente ricchi in fibre e in minerali a parità di molitura, e quindi si valorizzano molto bene con la molitura integrale o semi-integrale a pietra, quindi per una maggiore ricchezza dal punto di vista nutrizionale e nutraceutico. Hanno un minore impatto glicemico, quindi l'indice glicemico, ve ne parlerà successivamente la dottoressa nutrizionista. Hanno un minore indice di glutine, quello che vi ho detto prima, quindi una maggiore digeribilità, e hanno un maggior contenuto di antiossidanti, come vedremo in seguito. E questo è importante perché avendo una bassa forza hanno, diciamo, una minore capacità di creare l'intestino permeabile, quel cosiddetto intestino a colapasta. Ve ne parlerà successivamente la nutrizionista, approfondirà questi aspetti. Andiamo avanti, io non posso per questione di tempo. Ecco, vi presento queste popolazioni locali siciliane. Questa è una bella foto in occasione di una mostra di spighe che abbiamo fatto ad Aceriale Arcrea. Andiamo avanti. Ecco qua, ve li presento, sono 57 in ordine alfabetico. Vedete che bei nomi: Biancuccia, BD, Bivona, Bufale. Le bufale sono 5, Castiglione glabro, pubescente, se aveva i peli o no, la chiattulita, cicereta. Vedete la terminologia siciliana, dove c'è scritto tenero sono dei frumenti teneri, Cuccitta, le Maiorche. Andiamo avanti, e qui ce n'è una sfilza, vedete anche altri teneri, Romano, e poi gli ultimi arrivati il Tiraditto e la Pilusedda. Vedete, sono tantissime le timilie, che sono tante, reste bianche, reste nere, SG1, SG2, SG3, eccetera. Vedete i nomi: Sicilia, qualcuno Tripolino, Tunisina, rievocano anche, diciamo, paesi del nord, città del Nord Africa, e così via. Andiamo avanti. Ecco, ho messo questa slide qui perché dal punto di vista merceologico questi grani hanno, diciamo, un peso ettolitro, un peso di millesemi molto spesso più elevato rispetto alle moderne varietà. Ma la cosa più importante è che qui da noi, diciamo, non c'è il problema delle malattie fungine, perché con questo clima caldo asciutto, per non dire caldo arido come oggi, non si sviluppano i funghi, quindi non vengono effettuate sul frumento trattamenti fungicidi, cosa che invece avviene normalmente nel nord Italia, nel nord Europa, nel centro Europa, in Canada, Stati Uniti e così via. Questo cosa comporta? Le due cose sono legate. Non c'è una contaminazione microbiologica, perché questi funghi, alcuni di questi funghi, tipo i Fusarium, che poi attaccano anche la spiga, producono le micotossine. Fra questi la più importante è il DON, deossinivalenolo. E queste sostanze qui sono cancerogene. Quindi già questo vi ho detto tutto, perché bisogna consumare prodotti locali, prodotti siciliani, antichi o moderni che siano. Questa è una scelta che ognuno di noi può fare liberamente, deve fare, perché le due cose devono coesistere e convivere tranquillamente. Infatti abbiamo fatto 2 lavori su questo argomento qua, e recentemente ne abbiamo pubblicato uno su una rivista molto prestigiosa. Andiamo avanti. Per
Perché vi ho messo questa slide? Perché appunto per mostrarvi il glutine. Il glutine è importantissimo perché è formato dalle gliadine e dalle glutenine, che sono le proteine di riserva della cariosside, il seme del frumento, e queste possono essere, il glutine può essere più o meno tenace. Queste popolazioni locali hanno il glutine molto debole ed estensibile, vedete? L'abbiamo detto anche in diverse occasioni con riprese RAI in diversi momenti. Avanti. Questi sono alcuni test fisici sugli impasti che conduciamo ad cereale. Vedete la differenza è macroscopica fra un russello, una popolazione locale, e una varietà moderna. Vedete il tracciato, diciamo, diverso. Andiamo avanti. Questo è un altro test reologico, l'alveografo. Vedete gli alveogrammi di una varietà moderna in alto con una antica popolazione siciliana. Vedete l'andamento è completamente diverso. Sull'asse delle ascisse ci sta l'estensibilità, sull'asse delle ordinate ci sta la tenacità. Vi rendete conto che sono opposte praticamente queste due. Andiamo avanti. Vedete, quest'altro è un altro test reologico, il farinografo. Vedete, anche qui la differenza è macroscopica, non ci sono parole per dire. Qualcuno sostiene che non ci sono differenze, non ci sono differenze dal punto di vista, cioè, ma come si fa a dirlo? Cioè, non lo so. Andiamo avanti. Persone autorevoli. Baking test. Questo è il test di panificazione sperimentale che conduciamo ad acidiale. Facciamo le prove partendo da 100 grammi di sfarinato e poi andiamo a misurarne i parametri, i descrittori principali, che sono il volume, l'altezza, il peso del pane, lo sviluppo interno dell'alveolatura, il colore della crosta e l'aspetto esterno. Andiamo avanti. Per entrare nel merito velocemente su questi dati, su queste 36 popolazioni che vedete in basso, abbiamo fatto il contenuto proteico. Vedete, i contenuti sono molto alti, la media quasi del 16%, con punte del 17% e oltre per cento. Andiamo avanti. Il gluten index, l'indice di glutine, vedete qui al contrario sono quasi tutti bassi, tranne quei tre che poi vedremo che sono dei grani particolari, sono dei turgidi, quello è il turgidum. Vedete, e quell'altro lì sono 4 che hanno il gluten index alto, tipo le varietà moderne, mentre tutte le altre ce l'hanno basso. Andiamo avanti. I parametri alveografici, altro parametro importante, il V-DOP, che indica la forza di un impasto. Vedete, anche qui, tranne quei 2, 3, 4, poi sono tutti molto bassi, intorno a 100. E praticamente in diversi lavori è emerso che quando il V-DOP è inferiore o uguale a 100, non avviene il problema dell'intestino permeabile. Quindi, vedete? Andiamo avanti. Questi sono i parametri farinografici, tempo di sviluppo e stabilità dell'impasto. Anche questi sono molto bassi rispetto alle varietà moderne. Andiamo avanti. Volume del pane. Diciamo che questi grani si prestano molto bene alla panificazione, infatti la media è intorno a 400 cm cubici, quindi partendo da 100 grammi di sfarinato otteniamo dei pani con 400, con punte di 500, di quasi 500 cm cubici, vedete, i turgidi e qualche altro si avvicinano a 500 cm cubici. Andiamo avanti. L'attività di ricerca, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pubblicato un paio di anni fa questo bellissimo lavoro su una prestigiosissima rivista, sempre Plants, sulla caratterizzazione genetica. Vedete i dendrogrammi, diciamo, dei cluster che si formano. Questa sola è infatti QC e il frumento tenero l'hanno messa da sola, poi gli altri sono raggruppati in 4 gruppi differenti. Vedete, abbiamo caratterizzato una trentina di questi grani. Andiamo avanti. Questa invece è la caratterizzazione merceologica e qualitativa chimico-fisica che ho effettuato su queste 30 popolazioni siciliane. Anche qui ci sono delle differenze notevoli. Questo è un altro bel lavoro che abbiamo pubblicato a gennaio sulla tracciabilità di questi frumenti. Ebbene, qui dobbiamo dire che abbiamo preso dei campioni da un agricoltore che è anche un mugnaio e un produttore anche di sfarinati e di pasta e abbiamo fatto delle analisi elettroforetiche ed è emerso praticamente che lui dichiarava che gli sfarinati e la pasta erano monovarietari, invece abbiamo trovato dei mix di grani antichi, ma il problema è che nei duri c'erano anche c'era un inquinamento di tenero e viceversa nel tenero, il Maiorca, quello in giallo, c'erano i duri. E questo, diciamo, è un problema che è emerso. Quindi è importante il discorso della tracciabilità, della rintracciabilità,
della purezza dei campi, quindi bisogna fare l'epurazione, bisogna fare tutte queste belle cose. Andiamo avanti, sto per concludere. Questo è un altro lavoro della stazione di granicoltura. Vedete, ho messo nel cecchetto rosso Tumminia SG3, che è una selezione della timilia o tumminia o diminia, assume diversi nomi in base alle zone. Vedete, ci sono un bel po' di acidi fenolici più elevati, 10 volte più alte rispetto agli altri frumenti di acidi fenolici e altri composti. Infatti la timilia, come sapete, chi la conosce, è scura, la carioside è scura, lo sfarinato è nero. Una volta si dava ai poveri o alle galline o ai cavalli, adesso invece la mangiano le persone intelligenti, le persone di un certo livello, perché capiscono i benefici che ne traggono. Andiamo avanti. Questo è un recente lavoro del gruppo dell'Università di Palermo. Hanno fatto questo lavoro qui sui composti organici volatili e sui profili proteici o proteomici, ed è emesso praticamente che queste tecniche possono discriminare i campioni. Andiamo avanti. È nato questa diatriba: antiche o moderne? Infatti sono stati pubblicati dei lavori, questo è il gruppo di Bologna assieme ai gastroenterologi, e praticamente sono state provate 2 varietà antiche, il Senatore Cappelli e il Camut, il Khorasan, e due moderne, un duro e un tenero. Somministrati questi frumenti a 48 pazienti con la gluten sensitivity, che non è la celiachia, attenzione, la gluten sensitivity. I risultati sono stati che i grani antichi avevano meno citochine infiammatorie consumando il Cappelli e il Khorasan. Quindi è emerso questo. Andiamo avanti, interessante. Questi sono altri 2 lavori invece che ci parlano degli epitopi tossici. Praticamente gli epitopi sono delle parti dell'antigene che legano l'anticorpo specifico. Ecco, cosa è stato visto? Che le moderne di frumento tenero avevano la gliadina alfa 9, le 50 antiche di tenero, hanno lavorato sui frumenti teneri, avevano la gliadina alfa 20. Le conclusioni sono state che il miglioramento genetico può aver contribuito ad aumentare la malattia celiaca, il morbo celiaco, attenzione, può. Ci sono dei lavori che smentiscono questa cosa qui. Andiamo avanti. Quest'altro lavoro qui, per esempio, invece smentisce quello che dicono gli altri. Quello che voglio dire, qual è il discorso? Che ancora non è chiara, non ci sono, diciamo, delle chiarezze. Bisogna continuare la ricerca, bisogna approfondire gli studi. Poi non si può generalizzare, non è che tutto il moderno provoca queste infiammazioni eccetera e gli antichi no, non è così, c'è di buono nell'uno e nell'altro, quindi bisogna approfondire questi studi. Andiamo avanti. Questi altri 2 studi pure, diciamo, hanno fatto la digestione in vitro dei peptidi del glutine, quindi i pezzi di glutine, e cosa hanno concluso dicendo che le vecchie varietà producono una maggiore quantità di peptidi che contengono sequenze immunogeniche e tossiche. Ma tossiche per chi? Per i celiaci. Questo, ecco, bisogna dirlo, per i celiaci. Quindi, diciamo, anche con un minimo di... Andiamo avanti. Concludendo, ecco, volevo concludere con questo lavoro in progress che abbiamo in atto, questo progetto biologico A++, che è un sistema pilota di gestione dell'azienda agricola in biologico, di cui è capofilo il consorzio Isola Bio Sicilia di Racalmuto, e nell'azione 8 appunto è prevista la caratterizzazione qualitativa della pasta biologica di grani antichi siciliani. Quindi stiamo facendo la caratterizzazione di 16 di questi grani antichi, alla fine ne selezioneremo 2-3, quelli appunto che daranno i migliori risultati alla pastificazione. I partner sono i mulini Ferrara di San Cataldo e Molinoro e il pastifficio Vallolmo Madonita di Valle d'Olmo. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottore Spina, abbiamo capito che il reimpianto dei grani antichi non è un romantico ritorno al passato, ma qualcosa di molto serio e necessario. Grazie. Grazie a voi. Interviene adesso la dottoressa Serena Castronovo, nutrizionista, dietista, 100 modi per dire benessere, grani antichi e dieta mediterranea.
La dottoressa Castronovo ci suggerirà 100 modi, in una sintesi estrema, per parlare di sostenibilità, benessere, di scelte comportamentali e nutrizionali. Prego. Intanto volevo ringraziare il club The Lions per avermi invitata, il presidente, la dottoressa Antinoro, il dottor Alaimo Di Noro e la dottoressa Danile. Grazie. Allora, oggi vi parlerò di grani antichi e di dieta mediterranea. Intanto la parola dieta deriva dal greco, dalla parola diaita, che significa stile di vita, e quindi non parliamo di uno schema rigido alimentare, ma proprio di un modo di affrontare l'alimentazione e anche altri comportamenti della nostra vita. Allora, la dieta mediterranea, prima, se possiamo andare un attimo indietro, vi faccio vedere la piramide alimentare mediterranea, che va letta in questo modo. Dal basso verso l'alto troviamo, alla base troviamo gli alimenti che dovrebbero essere consumati con maggiore frequenza e in maggiore quantità, mentre andando verso l'alto troviamo gli alimenti che andrebbero consumati con minore frequenza e in minore quantità. Quindi nella base troveremo la frutta, la verdura e i cereali, di cui oggi parliamo in particolar modo. Poi salendo troviamo l'olio di oliva, che è il condimento principe della dieta mediterranea. Altre fonti di grassi buoni ci vengono date dalla frutta a guscio e dalle olive e dai semi. Poi abbiamo latte e derivati, le erbe, le spezie aromatiche, e poi salendo verso l'alto abbiamo gli alimenti che vengono consumati che hanno un consumo settimanale, quindi la carne, il pesce, le uova e i legumi soprattutto. Salendo ancora abbiamo la carne rossa, gli insaccati e i dolci. Possiamo andare avanti. Tutto questo ci serve, tutti questi alimenti servono per il nostro fabbisogno energetico. Che cos'è il fabbisogno energetico? Il fabbisogno energetico è la quantità di energia necessaria per svolgere le normali attività giornaliere, e questo dipende da alcuni elementi. Quindi prima di tutto il metabolismo basale, che invece è l'energia necessaria per svolgere le funzioni vitali, cioè il riposo, quindi dormire, respirare. Poi dal peso, dall'altezza, dall'età e dal sesso dell'individuo, e infine dall'attività fisica, e infine dalla termogenesi indotta dalla dieta, la TID. Che cos'è la TID? È la quantità di energia che il corpo utilizza per utilizzare i macronutrienti. Quali sono questi macronutrienti? I macronutrienti sono i carboidrati, le proteine e i grassi. In un regime dietetico bilanciato questi dovrebbero essere suddivisi in tal modo. Allora, il 45-60% dovrebbe essere dell'energia giornaliera dovrebbe essere rappresentata dai glucidi, e quindi dai carboidrati, soprattutto complessi, di cui fanno parte i cereali. Poi il 10-12% dalle proteine, e poi infine il 20-25%, 30% dai grassi, e di cui i saturi dovrebbero essere inferiori al 10%. Quindi, vedendo questo grafico a torta, vediamo che i carboidrati hanno un ruolo fondamentale nell'alimentazione giornaliera di ognuno di noi, quindi non fatevi ingannare quando vi dicono di eliminare completamente i carboidrati dalla vostra alimentazione. Possiamo andare avanti, ma ritorniamo alla dieta mediterranea. La dieta mediterranea quindi è un modello nutrizionale ispirato agli stili alimentari tradizionali dei paesi che si affacciano al mar Mediterraneo, e ancora oggi rimane tra le diete che, associate a stili di vita corretti, possono evitare l'insorgenza di molte malattie e anche del rischio cardiovascolare. Il primo a studiare la dieta mediterranea è stato il fisiologo statunitense Ansel Keys, il quale
tramite uno studio, lo studio dei 7 paesi, vide che più ci si allontanava dalla dieta mediterranea, più si andava incontro a patologie di tipo cardiovascolare, quindi l'incidenza cardiovascolare era maggiore. Allora, però, possiamo andare avanti, però la dieta mediterranea non è più la stessa dei nostri avi. Com'è cambiata la dieta mediterranea? Aprendo le porte agli zuccheri, ai cibi industriali e alle proteine di origine animale, quindi si è, diciamo, occidentalizzata. Quindi sì. Che cos'è? Sì. Un'altra cosa che risulta cambiata rispetto, una modifica che si è fatta dalla dieta mediterranea dei nostri antenati a quella di cui ci alimentiamo adesso, oggi, è sicuramente il cambio dei cereali. Prima i cereali erano rappresentati dai grani antichi. Per grani antichi, come diciamo per tra virgolette, perché in realtà erano il farro e l'orzo, intendiamo noi adesso delle varietà di grano largamente coltivate e consumate nei primi anni del Novecento, che poi sono state in seguito soppiantate negli anni 70 dai moderni grani di uso industriale. Allora, sicuramente le motivazioni sono sicuramente dal punto di vista economico e di resa. Conosciamo più di 45 popolazioni locali di grani antichi, ma solo una decina sono quelli che sono più in misura più rilevabile. Allora, ma perché rappresentano una risorsa per la nostra salute questi grani antichi? Sicuramente per l'elevata digeribilità, poi alto potere nutritivo, la ricchezza in proteine, come diceva anche il dottore in precedenza, un basso indice glicemico. Perché parliamo di indice glicemico? L'indice glicemico è un parametro che va a studiare l'influenza degli zuccheri, l'impatto degli zuccheri nel nostro corpo dopo aver assunto un alimento, cioè come varia il cambio la variazione della glicemia dopo aver assunto un determinato alimento. Cosa succede? Che ci sono delle impennate quando l'indice glicemico è alto, la glicemia sale velocemente ma rapidamente anche scende. Queste impennate sono la causa di problematiche come il diabete. E poi il ridotto apporto di glutine. Come diceva però il dottore prima, si parla di punto di forza del glutine, quindi della W, e non proprio a livello quantitativo, ma qualitativo. Celiachia e gluten sensitivity. Allora, ovviamente questi grani hanno i grani moderni hanno sicuramente hanno i frumenti moderni rispetto a quelli tradizionali hanno un corredo di proteine più sbilanciato, quindi con la presenza di epitopi tossici che li rendono difficilmente digeribili, e poi responsabili di diversi processi infiammatori come appunto la sindrome anche della permeabilità intestinale. Ovviamente la celiachia è una patologia autoimmune e deve avere una predisposizione genetica perché si manifesti, perché sia presente in un individuo, però è anche vero che ci sono dei fattori che possono influenzare il suo scatenamento, e questi possono essere, tra questi, l'alimentazione. Comunque, il mio consiglio è quello di ritornare alle nostre tradizioni, alle nostre origini, quindi a valorizzare i grani antichi, sia per la sostenibilità ambientale e sia per la nostra salute. Vi ringrazio tanto e scusatemi se sono un po' emozionata. Grazie Valentina, la tua emozione invece è importante perché denota passione e preparazione. Grazie. Interviene adesso il dottor Calogero Alaimo Di Loro, agronomo. L'intervento del dottor Alaimo Di Loro è tra biodiversità e opportunità economica. Buonasera a tutti, grazie
ai Lions per aver offerto a questa valle la possibilità di ospitare una discussione così interessante. Io in altre occasioni mi sono trovato in imbarazzo come in questo minuto, perché prima di me avevano parlato eccellenze della scienza nelle sue varie declinazioni, per cui un povero agronomo come me, ringrazio per la presenza ovviamente Maria Giovanna che rappresenta tutti gli agronomi della provincia di Agrigento, e anche Salvatore Ciulla, dottore Salvatore Ciulla, che magari poi farà un saluto, perché a questo punto io cosa posso aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto? Io posso semplicemente fare delle riflessioni. Intanto parliamo dell'importanza e dell'opportunità economica dei grani antichi, ma facciamo un passo indietro. Intanto parliamo dell'importanza del grano nella nostra economia, l'importanza economica del grano. Quando noi parliamo di economia, ormai siamo portati a immaginare i grandi paradigmi e a seguire termini a volte incomprensibili, che so, spread di quotazione di borsa, eccetera, eccetera, PIL, quindi prodotto interno lordo, costo di produzione ai fattori, eccetera, eccetera. C'è cose strane di cui a volte non comprendiamo. Ma immaginiamo un po' la Sicilia, visto che parliamo di grani antichi della Sicilia. La Sicilia ha Istat anagrafica 5 milioni circa di abitanti, 2 milioni e 100 famiglie, 2019, quindi nuclei familiari, un consumo medio di equivalente pane, non di pane, di equivalente pane, compreso i crackers, i biscotti vari a base di grano, eccetera, di 1 chilogrammo a famiglia, che per 360 giorni, per 2 milioni di famiglie, fanno 2 miliardi di euro. 2 miliardi di euro. L'ammontare dei consumi complessivi della Sicilia è 10 miliardi di euro. Il deficit di bilancio è 7 miliardi di euro. Quindi chi c'ha la Sicilia? Quindi il debito che c'ha la Sicilia. Quindi 2 miliardi di euro è solo il valore del pane, no? Ora, la quotazione internazionale del pane, del grano duro, Alfio, tu che sei un esperto, il grano duro mediamente oscilla da 22 e 24. Quando parliamo di economia parliamo anche della borsa di Chicago e di Tokyo, che stabiliscono annualmente chi deve mangiare e chi non deve mangiare, quindi non siamo più noi a livello territoriale. Quindi lì stabiliscono con le loro quotazioni. Non so chi di voi è andato all'Expo 2015 di Milano. Secondo me, io ci sono andato, ho fatto una serie di iniziative culturali. Il padiglione più interessante, forse l'unico che c'era, era quello zero, quello della FAO. Allora c'erano 2 installazioni bellissime. Uno era una montagna di spazzatura, cioè di rifiuti alimentari, pari a 1/3 di tutto il cibo che noi si produce nel mondo e si butta. E Lions sono molto sensibili a queste cose, per questo vi sto parlando in questa maniera. L'altra cosa era degli schermi che mettevano in contatto noi su quel posto con tutti i principali mercati del mondo, dove c'erano la quotazione dei cereali, e parliamo di grano, parliamo di mais, parliamo di riso. Quindi da lì si stabilisce se quegli 800 milioni di persone all'anno su 7 miliardi e mezzo di persone della popolazione mondiale debbono continuare, parla al 12% stabile dal 1850 fino ad oggi, debbono continuare a non avere accesso al pane, quindi alla libertà e quindi alla pace. Io dicevo, l'economia significa anche libertà e pace, e Lions sono molto sensibili a questi argomenti, ecco perché ne stiamo parlando. Quindi parliamo 2 miliardi di euro, il frumento costa 24 centesimi nella migliore delle occasioni al chilogrammo, il pane costa 3 euro, rapporto 1 a 15. Io per comprare 1 chilo di pane porto 15 kg di frumento. Per comprare 1 chilo di bistecca normale, quella a 11 euro, porto 65 kg di frumento. Per comprare 1 chilo di scottona ne porto 98. Ma vi dico un'altra cosa quando parliamo di rese per ettaro.
dimenticando a volte anche noi agronomi che una cosa è la resa, una cosa è l'impronta ecologica, di cui avevamo parlato con te, ma ti sei dimenticato di citare, però ne parlo io, non ha importanza. Quanto costa produrre il grano? Apparentemente i grani moderni costano di meno perché aumentano le rese. In realtà costano molto di più, perché la resa media del 2019 è di 26 quintali a ettaro, su 7 milioni di quintali che sono stati prodotti in Sicilia nel 2019. No? Quindi se la media è quella, significa che il grano moderno, super concimato, trattato eccetera, ti fa 40 quintali, ti fa 50 quintali. Il grano antico che coltivo io mi fa da 20 a 25, a volte 20 quintali a ettaro. Io faccio il Perciasacchi e il Russello nella mia azienda biologica. Allora, che significa? Che il costo di produzione del grano, qui non vi sto a dire, il costo di produzione del grano è 850 euro a ettaro, mettendoci sementi, concime di copertura, cioè concime di impianto, concime di copertura, il trattamento erbicida e il trattamento fungicida. Noi togliamo il fungicida perché per fortuna non ne abbiamo bisogno, quindi scende a 650 euro. Mi volete fare 650 diviso 0,20 centesimi a chilogrammo, corrisponde a circa 30 quintali. Quindi io, per equivalere in termini economici, non ambientali, quella è un'altra cosa, in termini economici, per fare l'equivalenza tra un grano biologico come quello che faccio io, utilizzando esclusivamente dei grani a taglia alta, e un grano normale, se io produco 20 quintali e tu che fai il convenzionale produci 50 quintali, siamo a pareggio. Solo che io ho prodotto un cibo che serve l'umanità, forse di questo ce ne siamo dimenticati, anche caro professore, anche della differenza tra prezzo e valore delle cose. Una cosa è il prezzo, una cosa è il valore. Il prezzo soddisfa il mercato, soddisfa il reddito, soddisfa il plus valore, il valore soddisfa l'uomo. C'è una grandissima differenza. E qua ci vuole l'applauso. Grazie. Grazie, perché io ho seguito con grande attenzione quello che è stato detto. Questo ci dimostra una cosa, semplicemente chiudo, che c'è una grande differenza tra 2 miliardi di euro valore del pane e 146 milioni di euro valore del frumento. All'interno di questa differenza noi possiamo fare tutte le strategie di qualità per l'uomo e per la nostra salute e per la nostra Sicilia che questo meraviglioso territorio ci consente. Io qua avrei finito per dire quanti sono alti i margini di un'agricoltura che pensa al benessere dell'uomo, che pensa alla qualità dei fattori di produzione, che pensa alla valorizzazione della biodiversità, che pensa all'utilizzazione dei saperi accumulati in 10.000 anni di storia, perché la società umana nasce quando la donna, e non l'uomo, la donna inizia a creare il suo rapporto intimo con il grano, addomesticandolo e poi addomesticando gli animali, eccetera, eccetera. Quindi i margini sono tantissimi. Qui concludo il mio intervento, grazie per l'applauso. E poi aggiungo, come parco, perché io sono un libero agronomo, però sono anche un funzionario di questo parco e in questo parco rompo le scatole con i miei progetti, con le mie cose. Sulla biodiversità ci stiamo lavorando e ho proposto, abbiamo poi tutti assieme, attenzione, questo parco funziona veramente bene, abbiamo proposto due progetti per il potenziamento della biodiversità. Fra le altre cose sulla biodiversità coltivata abbiamo dei campi di conservazione del seme antico, di cui ci sono 9 delle eccezionalità che dicevi tu, il BD, il Romano, il Perciasacchi, il Russello,
il Maiorca, il maiorchino e così via, che conserveremo qui, che coltiveremo qui e metteremo a disposizione del territorio affinché ne faccia buon uso. Ce la possiamo fare e i granantichi ci possono dare veramente un grande contributo. Grazie a voi. Era solo un chicco di grano, invece abbiamo scoperto che è una ricchezza infinita. Grazie a tutti. Interviene la dottoressa Maria Giovanna Mangione, Presidente dell'Ordine degli Agronomi, per un indirizzo di saluto. Buonasera Presidente, buonasera a tutte le autorità leonistiche, buonasera a tutti gli intervenuti e i presenti. Io sono veramente particolarmente emozionata perché condivido perfettamente quello che ha detto all'inizio, nel saluto iniziale, la Presidente Antinoro, della difficoltà di questi anni e di questo ultimo anno, diciamo, e riprendere oggi un'attività con un tema così importante lo trovo straordinario, anche perché chi è a capo di un'istituzione deve comunque portare avanti gli obiettivi per cui si spende, pandemia o meno, ci costringe ad essere resilienti, questo termine che tanto oggi sentiamo sempre dire, cioè dobbiamo essere bravi ad assumere l'urto e ripartire più forte di prima, e questa sera abbiamo, credo, trovato il tema giusto per ripartire più forte di prima. Intanto diciamo anche il tempo ci fa capire quanto importante sia il discutere di questi argomenti, perché non ci siamo acclimatati, come diciamo noi agronomi, a questo cambio continuo di temperature così repentino e pazzo che non ci dà il tempo di capire in che stagione siamo. Però se del cambiamento climatico ne discutiamo tanto, ne sentiamo parlare, ormai fa parte di noi, della biodiversità, che dicono fonti autorevoli, è il secondo o un problema al pari del cambiamento climatico, poco se ne parla. Questa sera invece ho sentito con grande piacere in continuo parlare di perdita di biodiversità, di tutela della biodiversità. Il dottore Spina ha fatto vedere una slide che mi ha fatto venire la pelle d'oca. Le varietà, le numerosissime varietà che abbiamo solo di grano. La biodiversità collegata solo a una specie agronomica. Quando invece noi sappiamo il mondo, basta pensare per preparare un piatto di pasta quante cose mettiamo dentro per un buon condimento, quindi quanto biodiverso possa essere il nostro alimento, quanto biodiversa possa essere quella che è il sistema ambiente, l'ecologia, quello che sentiamo parlare di rispetto dell'ambiente. Ma che cos'è l'ambiente se non noi stessi? E credo che il tema forte di questa sera, parlando di grani, deve riportarci a una coscienza individuale, e lo diceva il dottore Spina poc'anzi dicendo: compriamo dal nostro vicino, compriamo a chilometro zero, compriamo quello che ci appartiene e che riusciamo a produrre. Noi, a parità, a parte il fatto del quadro straordinariamente reale e concreto che fa il collega Lilalai Modiloro, con il quale ho avuto il piacere durante il corso di questa consigliatura a capo di un ordine che devo dire credo abbia un ruolo importante, ma non come categoria professionale perché esperti del sapere, perché entra in gioco anche un'etica di produzione che deve farci pensare che quello che portiamo alle tavole dei nostri genitori o dei nostri figli deve essere consapevolmente il frutto di una conoscenza etica. Perché tra poco fare le analisi al suolo tradotto in produttività intensive o convenzionali, e farla all'asfalto, credo che sia pressappoco la stessa cosa, perché il suolo non lo vediamo come essere vivente, lo vediamo come qualcosa da calpestare, non rendendoci conto della vita che c'è sotto, non rendendoci conto che la nostra vita deriva dalla vita dell'ombrico. Scusate l'estrema semplificazione, ma credo sia di urto appunto, e che ci faccia comprendere che quello che ci sta sopra deriva da sotto, e se noi non rispettiamo già quello che è sotto con quello che mettiamo sopra, scusate il giro di parole, però è così, se noi non riusciamo a capire bene nella produzione agricola come facciamo ad ottenere il nostro prodotto nel rispetto di quello che è il fondamento di tutti noi, cioè l'essere vivente suolo, il rispetto del suolo, e quindi mettere in rete la biodiversità, mettere in rete il sistema, l'impronta ecologica di cui parlava Lillo Alaimo di loro poc'anzi, e la tutela dell'ambiente, di questo sviluppo sostenibile. Ma a chi la raccontiamo?
Noi ripetiamo sempre che quello che noi abbiamo oggi non è che lo stiamo lasciando, l'abbiamo in prestito dai nostri figli. E come lo stiamo trattando questo sistema? Spremendolo come una giaca, visto che parliamo di termini antichi siciliani, spremendolo il più possibile, cercando di riuscire ad avere quello che realmente potrebbe riuscire a darci. E allora proviamo anche ad avere non solo un ritorno verso quello che è anche il lavoro del parco. Noi abbiamo fatto diversi incontri con un tema importante che riguardava anche il recupero del germoplasma, delle varietà che, se sono antiche e sono sopravvissute nell'arco del tempo, probabilmente un motivo ce l'hanno, che vanno al di là di quella che può essere l'impressione o dell'apprezzamento del modo di comprare quel qualcosa, ma che magari è perché ha, e lo scopriremo dopo, avendo dati sufficienti per poter poi analizzare e trovare la sintesi conclusiva del quel perché quella specie resiste e perché resiste in quel modo. E allora oggi io credo sia stato un incontro intanto di un arricchimento straordinario, a parte che il fatto che quando Lile Laimo di loro chiama, Maria Giovanna Mangiare risponde, giusto perché collimiamo su dei temi che riguardano non la tutela dell'ambiente, la tutela alimentare, ma la tutela dell'uomo, perché poi spendiamo magari un po' di più e non ci rendiamo conto del costo occulto che è quello di poter poi comunque affrontare il costo della sanità, perché alimentarci male, alimentarci con la chimica, lasciatemi passare il termine, alimentarci con delle sostanze che non riescono a soddisfare e ad entrare in equilibrio, in perfetta armonia con quello che è l'organismo dell'essere umano, poi alla fine qualcuno il conto lo paga, e lo paga a livello economico con i costi sanitari, e lo paghiamo purtroppo con quello che sentiamo purtroppo oggi sentire molto spesso, derivanti dei mali che derivano proprio da una cattiva alimentazione, non solo dal punto di vista della piramide alimentare, ma purtroppo dal punto di vista di ciò che arriva alle nostre tavole. Quindi io credo che come dottori agronomi e dottore forestale abbiamo una responsabilità etica non soltanto nel progetto, nel portare avanti quelli che possono essere prodotti dalla terra, tutta quella che riguarda una maggiore coscienza sull'agroalimentare, partendo da quella che è il consumo di pane e di pasta, fonte proprio base della dieta mediterranea, ma tutti gli altri prodotti a corredo della nostra dieta, e che devono diventare uno scopo di vita, perché altrimenti, se continuiamo a fare per come abbiamo fatto, e ci siamo resi conto che come abbiamo fatto qualcosina l'abbiamo sbagliata qualcosina, allora se continuiamo a ripetere lo stesso modo di operare probabilmente non ne veniamo fuori. Quindi ci vorrebbe proprio una... Scusate. No, grazie, è un peccato dover interrompere perché ha fatto una sintesi. Grazie mille, grazie per l'invito. Interessante e necessaria, grazie mille, ma grazie. Sono presenti produttori, gellicoltori, ristoratori e associazioni che testimoniano l'evoluzione del grano. Interviene per un breve indirizzo di saluto il Raimondo Collura per l'azienda Antichi Grani Sicani. Grazie a tutti, buonasera. Il nostro è un progetto non è tanto antico, noi siamo un'azienda giovane, Sican Grains nasce 3 anni fa, però siamo passati da ciò che avevamo studiato dei grani antichi, dalla teoria alla pratica. Oggi Sican Grains con il suo mix è un mix di grani antichi presi dall'elenco regionale dei grani antichi, delle varie varietà. Abbiamo realizzato questo mix e l'abbiamo fatto condividendo questo progetto. Il nostro laboratorio sono stati i panifici, le pizzerie, la signora Maria a casa, abbiamo fatto molte prove perché dovevamo trovare qualcosa di particolare, cioè una varietà singola ha quel gusto che rimane inalterato. Noi dovevamo cercare, mettere insieme diverse varietà per avere qualcosa di particolare, che avesse un timbro aromatico particolare, tutte le caratteristiche benefiche dei grani antichi, ma essere comunque standardizzato, e abbiamo raggiunto degli obiettivi molto belli. Oggi abbiamo, a parte la farina, abbiamo i taralli prodotti nei grani antichi, il marchio Sican, abbiamo le cracker siciliane, prodotto unico al mondo, e a breve saranno aggiunti i cristalli sale Sicilia, renderemo ancora più siciliano questo prodotto. Abbiamo mantenuto tutte le caratteristiche dei grani antichi, quelle che abbiamo sentito dalla nutrizionista, del centro di ricerca CREA, però abbiamo fatto qualcosa di straordinario.
Siamo andati oltre l'aspetto teorico, perché abbiamo condiviso con gli agricoltori, seguendoli, abbiamo visto i terreni, abbiamo visto come coltivavano, li abbiamo seguiti, abbiamo preso il loro prodotto, poi siamo andati in mulino, abbiamo seguito i mulini, ci siamo inventati questo mix, che è un mix unico al mondo, e riusciamo a fare qualcosa di straordinario. Ora avete modo di assaggiare il pane, i taralli e le lingue. Io vi ringrazio per l'intervento, vi invito a visitare, vi invito a visitare le nostre pagine social, ormai siamo tutti social, a condividere con noi questo progetto, perché è un progetto di tutti. Noi abbiamo condiviso questo progetto e siamo arrivati veramente molto lontano. Andate ai supermercati, troverete lo scaffale con la scritta SICAL, troverete le nostre lingue, e questo perché siamo passati veramente all'aspetto teorico, che è bellissimo, però alla fine passa la fame ma minchia la panza, giusto? E poi ricordiamoci che, non so, forse magari non l'avete detto, in Sicilia i grana si chiamano grana perché hanno un valore. Il grano è il primo valore dei siciliani, perciò a parte le varietà moderne, le varietà antiche, qualsiasi varietà, ma il grano è alla base di tutto. Vogliamoci bene e acquistiamo prodotti siciliani, e soprattutto acquistiamo prodotti che sappiamo che fanno bene. E lo scopriamo come? Ora tutti hanno l'obbligo di scriverlo sulla confezione. Quando prendete un prodotto si sa da dove viene, UE, non UE, è mischiato, dove viene questa pasta, dove viene quell'altra pasta. Seguite le aziende siciliane, quando vedete un prodotto proprio rustico, tipico, che non è magari perfetto, è perché è artigianale, perché con i grani siciliani la perfezione non si può avere. Però noi ci siamo riusciti quasi, abbiamo lasciato il prodotto artigianale, ma abbiamo standardizzato il gusto. E il nostro mix penso sia un mix unico al mondo. Vi ringrazio e buona serata, vi aspetto al buffet. Interviene Salvatore Ciulla per l'Associazione Siciliana Bio. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto gli organizzatori del convegno, abbastanza interessante, di tematiche ovviamente molto attuali. E sono tematiche che noi rappresento qua un'associazione di produttori che si occupano esclusivamente di agricoltura biologica, produttori che hanno nel core business, diciamolo così, quello che è la sostenibilità, quello che è l'etica proprio nella, come stella polare dello sviluppo sostenibile. I grani antichi, che dire, così due parole soltanto per far capire perché l'associazione nostra è oggi qui presente e sposa l'idea di valorizzare questi grani. I grani antichi ci danno una grossa mano perché l'agricoltura biologica è quella che toglie e evita l'utilizzo di prodotti di sintesi, quindi concimi chimici e diserbanti. Quindi noi l'unica arma che abbiamo è il sapere, la capacità di utilizzare e ridurre quei costi che ahimè noi abbiamo di più rispetto all'agricoltura convenzionale, e questi grani ce lo permettono, perché come ha detto il dottore Spina poco fa nel suo intervento abbastanza completo e coerente, anzi le faccio complimenti dottore Spina, questi grani in base alle loro caratteristiche, quindi una di queste ad esempio la taglia alta, permettono ad esempio di difendersi meglio dalle infestanti, quindi ci danno la possibilità quindi di ridurre l'impiego, noi non lo possiamo fare, quindi ridurre i nostri costi, che sono quelli di eliminare ovviamente le erbe infestanti. Ovviamente questi costi in più noi li dobbiamo caricare per forza sul prodotto finale, quindi ahimè il produttore non è colpa nostra, ma purtroppo un minimo di guadagno al produttore biologico deve rimanere, quindi quel costo in più il consumatore deve capire che è dovuto ovviamente a un costo di produzione in più, quindi che ha il produttore biologico. L'associazione Sicilia Bio sta facendo una battaglia anche a livello nazionale tramite la sua associazione nazionale che si chiama Italia Bio. Siamo presenti in molte regioni d'Italia e abbiamo lanciato un manifesto che si chiama BioSlow, quindi parlando di biologico inteso non soltanto come
diciamo, propriamente detto nell'aspetto produttivo, ma anche allargato anche sull'aspetto che riguarda la conservazione della biodiversità, sull'aspetto che riguarda la valorizzazione dei prodotti quali sono ad esempio i grani antichi, i prodotti tradizionali, e su aspetti che riguardano anche la valorizzazione e lo sviluppo di territori come il nostro territorio, da valorizzare sicuramente. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio soprattutto gli organizzatori. Complimenti veramente. Si ringrazia per aver offerto e sponsorizzato i prodotti. Le aziende partners della degustazione sono la ditta Antichi Grani Sicani, i Morgante Bottega Bistrò di Via Terea, l'olio extravergine di oliva Guarino San Giovanni Gemini, l'azienda agricola Vella Gabriella Vini Biologici. Interviene il professor Francesco Pira, vicepresidente nazionale Social Lions, primo vicepresidente eletto Club Valle dei Templi. Io proverò a essere brevissimo. Buonasera, grazie Presidente e grazie a tutti voi. Sicuramente è una serata molto bella, interessante, la parola d'ordine è stata conoscenza. Io credo che voglio citare un allenatore di calcio, visto che sono i giorni degli europei, un grande allenatore della nazionale, Arrigo Sacchi, qualche giorno fa intervistato alla radio, ha detto che noi stiamo producendo una società delle dove contano più le conoscenze che la conoscenza. Dove contano più le conoscenze che la conoscenza non funziona nulla. E allora per questo sono molto grato al mio club, alla sua Presidente, che ha concluso un mandato di 2 anni straordinari. Sono certo che la futura Presidente, la professoressa Susi Iacona, condurrà altrettanto un altro anno molto bello. Guardate, basta ripensare, prima quando sentivo l'intervento della Presidente degli Agronomi, ripensavo a quello che ha detto Papa Francesco nella sua enciclica tanti anni fa. È stato il primo a parlare di sostenibilità, di ambiente, è stato veramente, poi è arrivata Greta che ha mosso un po' le cose, però prima di allora non c'era nemmeno la voglia di parlare di sostenibilità, di sviluppo sostenibile. Credo che le parole che sono state usate stasera, a parte la nutrizionista, io ho un rapporto difficile con dietologi e nutrizionisti, quindi come si vede, però dico, a parte questo, credo che le parole che stasera abbiamo rivisto e risentito, dico rivisto perché questa valle è veramente magica, è un posto incredibile. Oggi abbiamo rincontrato i corpi che avevamo perso e soprattutto abbiamo rincontrato le anime. Abbiamo sentito parlare di etica, di pandemia, di fame, di sostenibilità, di valore emozionale. Ecco, io mi vorrei soffermare su una parola, veramente concludo velocemente. La parola è fame. In questo anno, in questi 2 anni, la Presidente ha fatto anche molte azioni, la nostra Presidente insieme a tutto il mio club, ma devo dire anche la Social nazionale, ha garantito momenti di incontro con famiglie povere, italiane, che non riuscivano a poter mangiare durante la pandemia. Ecco, allora questa sera abbiamo dimostrato che abbiamo fame di conoscenza e siete stati veramente tutti bravi relatori a renderci partecipi, e abbiamo anche un dovere verso le persone più povere. In questo momento siamo tutti preoccupati di essere vaccinati noi, dei paesi ricchi, ma ricordatevi, ci sono tanti paesi che se noi non vaccineremo velocemente ci ritroveremo tra poco il problema con tutte le varianti possibili e immaginabili. Quindi dobbiamo effettivamente essere capaci di essere solidari, e penso che noi Lions questo lo abbiamo testimoniato giorno dopo giorno, e anche stasera abbiamo voluto mettere insieme, e davvero ringrazio la Presidente e mi complimento con lei, con tutti i suoi collaboratori, con tutte le persone che hanno lavorato, con tutti voi che avete avuto pazienza di resistere fino a quest'ora, per oltre 2 ore, perché abbiamo bisogno veramente di sentirci rispettosi degli altri, di pensare che ci vuole il rispetto per gli altri. In questi giorni stiamo assistendo ad un grande dibattito, la Chiesa dice una cosa, il governo dice un'altra, ma al centro di tutto c'è il rispetto dell'altro, il rispetto dell'essere umano. Questo è quello che conta di più, e stasera abbiamo dimostrato che passando attraverso il grano antico e di oggi
si può anche rispettare l'uomo e si può anche rispettare la nostra terra. Grazie a tutti. Il Presidente Mariella Antinoro, come segno di ringraziamento per il prezioso patrocinio gratuito, dona al Parco una targa e il guidoncino del club. Ritira il funzionario di Villaure, il dottor Alaimo Di Loro. Quindi alla dottoressa Valentina Camigneci. Al dottor Alfio Spina. Alla dottoressa Serena Castronovo. Al dottor Alaimo Di Loro. Alla dottoressa Maria Giovanna Mangione. Alla dottoressa Rossana Danile. Al dottor Carlo Taibbi. Al dirigente scolastico professoressa Maria Paola Raia per la preziosa collaborazione al service Interconnettiamoci con la testa. E alla dottoressa Francesca Mondello e alla dottoressa Teresa Urso per aver collaborato al service Affido una scelta d'amore. Interviene e chiude i lavori il presidente di zona 26, Cavaliere Emanuele Farrugia. Io sono particolarmente orgoglioso stasera di essere un Lions perché si sono trattati temi straordinari. Io il grano lo conosco in maniera diversa, sia perché lo mangio, che si vede, è giusto, e l'ho scoperto per tutto questo periodo di pandemia. Penso che ognuno di noi a casa abbia provato i grani antichi, i grani e i nostri grani, quindi io sono un fruitore, e in più mio suocero era un fornaio, per cui il grano ce l'avevo a casa sia come odore sia come, ripeto, come materia prima. Ripeto, sono particolarmente orgoglioso perché si è parlato di temi importanti, i temi che la zona ha trattato. Mariella bravissima a organizzare questa serata, ma nella zona abbiamo parlato anche di ambiente, abbiamo parlato di tantissimi temi. Io quanto prima per esempio usciremo con delle scatole che regaleremo ai ristoranti contro lo spreco alimentare, sono delle scatole che sono biodegradabili e che poi quindi possono essere utilizzate per il doggy bag, quindi si può portare il mangiare dai ristoranti a casa contro lo spreco alimentare. E ripeto, sono orgoglioso di essere un Lions perché i Lions si dedicano a tutto ciò che è la vita di ogni giorno, quindi noi pensiamo alla fame nel mondo, pensiamo ai ragazzi e ai bambini nel mondo e pensiamo ai problemi sociali che questo mondo e che questa terra purtroppo ci offre sempre di più. Grazie per aver partecipato e grazie a Mariella per questo straordinario service.